Ehi, questa mattina giù al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti fisso e diceva a se stesso: ci sei solo tu con quella porta davanti, un tiro da segnare che aspetta per svelarti tutti quei sogni per cui tu corri, li meriti davvero, sono solo illusioni folli. Solo tu e quella porta più in là, sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va, particolari sciocchi, se pali si vede dagli occhi. Niente paura, tu corri, tu corri. Niente paura, tu corri. In questa vita niente è dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande coi sogni da adolescente. Nel campetto tra i palazzi si allenava al mondo, metteva il cuore sul campo e mostrava il suo talento, attento ad ogni appunto dell'allenatore. Cresceva col suo pallone, la stoffa del giocatore, un campione coi sogni impressi negli occhi. Suo padre là sugli spalti si rivedeva in carriera quando giocava ai suoi tempi. Per non deluderlo fece un provino e subito si ritrovò con un contratto in fronte al grande pubblico. Vide i suoi sogni realizzati in un lampo. Il ragazzino ora è un uomo che dà spettacolo in campo ed è l'orgoglio del padre e di tutta la famiglia. Negli occhi lo stesso fuoco e quando combatte nell'area mette la voglia, fantasia, altruismo per la sua squadra. Al quinto minuto Sardo si traveste da Cristiano Ronaldo, controlla di petto una palla vagante, salta due uomini con un tocco d'attaccante di razza e deposita la sfera alle spalle di un impotente De Santis. Spettacolare lo scudo del terzino di Pozzuoli che trova la scomoda PlayStation e manda in deliro il popolo giallo-blu. 1-2, Napoli 0, palla al centro. Sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va, se pali si vede dagli occhi. Niente paura, tu corri, tu corri. L'iniziativa del difensore che però non riesce a perforare la Sotto i porta fischi azzurra. di tutti se quel tiro non va.